Per il vostro istituto cosa rappresenta, cosa vuol dire ospitare questo evento che ha al centro il viaggio di Marco Polo? Senza dubbio è una giornata particolare e importante dal punto di vista culturale, dal punto di vista del coinvolgimento degli alunni dell'Istituto Gallo, ma anche di altre scuole agrigentine. È per noi un'iniziativa che portiamo avanti dall'inizio dell'anno grazie a una stipula di un protocollo d'intesa con la Dante Alighieri, Comitato di Agrigento, perché vogliamo proprio che temi come il tema della famiglia, come il tema del viaggio di Marco Polo, con tutte le sue implicazioni, con tutte le sue conseguenze positive nella società, nella cultura, nell'economia, sia un motivo di riflessione, di approfondimento per i nostri ragazzi che si sono cimentati in lavori, devo dire, molto originali e che hanno avuto lo scopo proprio di far approfondire queste tematiche svolgendo un lavoro sinergico e di collaborazione con quanto viene svolto quotidianamente nelle aule scolastiche e arricchendo pertanto il loro patrimonio di conoscenze. L'incontro di questa mattina quale obiettivo si prefigge? Sì, nell'incontro di questa mattina si prefigge innanzitutto di richiamare due anniversari che avvengono, un anniversario che è quello della morte di Marco Polo e anche l'anno internazionale della famiglia, collegandolo sempre con la nostra attualità, con la nostra, gli avvenimenti attuali del nostro contesto sociale. L'obiettivo principale comunque è quello di coinvolgere i ragazzi, di essere gli studenti protagonisti. Infatti proprio su queste tematiche il tema generale è il viaggio, inteso sia metaforicamente come Dante sia come scoperta. Gli studenti di alcune scuole di Agrigento hanno aderito a questa proposta e oggi saranno loro i protagonisti, individuando o dei pezzi di brani inerenti a queste tematiche o addirittura con la loro creatività realizzando qualcosa da comunicare al territorio. C'è pure il liceo musicale Empedocle, quindi loro allieteranno la serata anche con delle musiche molto particolari. In particolare è stata molto cortese la preside dell'Istituto Gallo di Agrigento che ci dà l'opportunità di vivere questo momento insieme nell'auditorium del Niccolò Gallo e quindi ecco è un messaggio ancora più forte. Firmate col sindaco di Agrigento un protocollo d'intesa per organizzare diverse e varie iniziative. Sì, questo protocollo d'intesa era già pronto da un bel periodo di tempo, però abbiamo voluto siglarlo, firmarlo oggi alla presenza degli studenti perché in fondo è un protocollo che prevede tantissime attività per i ragazzi, per i giovani e quindi è giusto che siano ancora oggi loro protagonisti.